Una scena straziante, le parole dei testimoni del tragico schianto a Sandona di Piave con 2 morti e 3 feriti. Maria Chiara Guida e Alessandro Polato avevano 20 e 23 anni, indagato per omicidio stradale l'amico alla guida. Comunità attonita, proclameremo lutto cittadino per i funerali, dice il sindaco. Il giovane Alessandro, capo scout, avrebbe iniziato il nuovo lavoro la prossima settimana. Il tentato assalto dei sostenitori di Bolsonaro ai palazzi istituzionali in Brasile, polemiche sull'ex presidente vicino al centrodestra. Da sinistra si chiede la revoca della cittadinanza onoraria di Anguillara al deputato della Lega, fatti da condannare che danneggiano anche lui. Un'altra spaccata con Tombino a Mestre, il colpo nella notte in via Bissuola, i danni di una pasticceria, la rabbia del padre della titolare sconvolta. Il rapporto dell'ARPAV sulla qualità dell'aria in Veneto nel 2022. Solo in 8 centraline su 38 non sono stati superati i giorni di sforamento delle PM10 consentiti. Gatta melata, oggi la prima visita della commissione tecnica per valutare lo stato di salute del monumento equestre di Padova, le immagini del sopralluogo, il sottosegretario Sgarbi attacca, no alla commissione Vaticano. A Venezia i primi ciak per il nuovo film di Kenneth Branagh, con protagonista l'investigatore belga creato da Agatha Christie, nel cast anche Riccardo Scamarcio. Un videomessaggio di Papa Francesco nel giorno del matrimonio è l'emozionante regalo di nozze ricevuto sabato da una coppia di Codevigo. Buonasera, eccoci in diretta edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Come sempre, come ogni lunedì, prima di iniziare con i servizi di questa sera vi sottopongo il sondaggio, il cui esito poi vi riveleremo nel corso di Ring, la trasmissione di attualità in prima serata su Antenna 3. Tamponi rapidi e intercettazioni. Chi ha ragione nel caso che vede contrapposti Luca Zaia, presidente del Veneto, e lo scienziato Crisanti? Come sempre, per dire la vostra opinione digitate i numeri in sovraimpressione, poi come detto l'esito del sondaggio nel corso di questa sera. Veniamo alla cronaca, l'ampia pagina di cronaca di questa giornata. 2 morti e 3 feriti è il tragico bilancio dell'incidente di ieri sera a Sandona di Piave. Le vittime avevano 20 e 23 anni, indagato per omicidio stradale l'amico alla guida. Di una scena straziante ci hanno parlato i testimoni. Una brutta scena perché aveva infilzati su quel coso là, mamma mia. È una cosa che ancora qua non ho mai dormito tutta la notte. È stata una scena straziante quella che si sono trovati di fronte residenti e operatori del soccorso poco dopo le 8 della sera in via Lungo Piave Superiore, alle porte di Sandonà, a poche decine di metri dal ponte della Vittoria. In questa Seat Ibiza azzurra viaggiavano in 5, tutti poco più che ventenni, amici di lunga data, un passato e un presente nel gruppo scout. L'auto, partita da poco dal piazzale delle scuole, era diretta verso il centro della cittadina. La serata doveva ancora iniziare. Quello che è certo è che la traiettoria della Seat è come impazzita, sbandando è andata a finire contro il guardrail, che a sua volta si è conficcato nella parte posteriore dell'abitacolo. Sono morti così nel modo più atroce Maria Chiara Guida, 20 anni, e Alessandro Polato, 23. Il botto ha richiamato immediatamente i soccorsi, un allarme generale che ha portato sul posto gli uomini del suo M118 partiti dal vicino ospedale, vigili del fuoco, carabinieri. Estrarli dalle lamiere non è stato facile, interdetta l'area. Mentre per Maria Chiara e Alessandro non c'era più nulla da fare, gli altri 3 sono stati portati al pronto soccorso. 2, il guidatore e l'amico che si trovava lato passeggero, sono stati dimessi dopo poche ore. Il terzo, seduto sui sedili posteriori accanto alle 2 vittime, è ricoverato in chirurgia ma fuori pericolo. I primi atti di indagine sono già stati trasmessi alla Procura veneziana e al PM Stefano Buccini. Formalmente il ventenne alla guida è indagato per omicidio stradale, anche se sembra acclarato sia risultato negativo all'alcol test e ai primi esami tossicologici. La stessa velocità pare non fosse elevatissima, su un tratto comunque reso viscido dalla pioggia. Forse questo molto banalmente è stato uno dei fattori determinanti. Non si esclude una distrazione. In ogni caso i ragazzi sopravvissuti saranno sentiti nuovamente, superato lo shock di queste ore. Un'arteria trafficatissima ma stretta, quella di via Lungo Piave Superiore, molto nota ai turisti diretti sulla costa. Anche su questa potranno essere svolti degli approfondimenti per verificare lo stato del manto stradale e dello stesso guardrail. Paolo Longato abita qui da quasi 50 anni. Qua in giardino ci sono arrivate tante volte, 3-4 volte le macchine e poi sono andate a finire laggiù.
A San Donà è comprensibilmente il giorno del dolore, la comunità è attonita, proclameremo lutto cittadino per i funerali, dice il sindaco. L'ultimo addio ad Alessandro giovedì 12 gennaio alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Pio X. Il giovane caposcout avrebbe iniziato il nuovo lavoro la prossima settimana. Noi abbiamo comunque già deciso che sarà una giornata, quella dei funerali, in cui la città riconoscerà questa grave perdita e quindi di lutto cittadino, ma è un segno giusto di vicinanza che dimostra anche tutta la sua impotenza per quello che si riesce a fare in queste occasioni, in questi contesti. È un dolore profondo quello di San Donà di Piave, comunità che ancora una volta piange delle giovani vittime. Sia Maria Chiara Guida, 20 anni, che Alessandro Polato, 23, vivevano qui con le loro famiglie, oggi attonite e senza parole. Maria Chiara si trovava nella Seat con il fidanzato, lei sui sedili posteriori, lui davanti al lato passeggero, ed è sopravvissuto. Anche Alessandro era seduto dietro quando il guardrail lo ha colpito. Fra una settimana doveva iniziare il nuovo lavoro in un'azienda di Ceggia. Alla parrocchia di San Pio X lo ricordano tutti come appassionato caposcout, così la sua catechista. Era veramente un bravo ragazzo, un alunno diligente, non si può dire niente. Conosco il papà purtroppo del ragazzo che è deceduto e non so cosa dire, veramente non ci sono parole, porto solo le mie condoglianze a tutte e due le famiglie. Proprio al bar vicino alla chiesa gli amici scout si ritroveranno in serata anche per farsi forza. Sono venuti i ragazzi prima a chiedermi se potevano organizzare, adesso non so cosa organizzeranno, penso faranno un momento di raccoglimento, qualcosa in suo onore, presumo. Verranno qua verso le 6, penso. Lasciamo questa pagina, andiamo alla politica, perché hanno un immediato riflesso anche sulla politica di casa nostra, la politica veneta e i disordini in corso in Brasile. Nel mirino chi aveva appoggiato l'ex presidente Bolsonaro, favorito la sua visita in Veneto e la concessione della cittadinanza onoraria, vale a dire gli esponenti della Lega. Prendere le distanze dall'ex presidente del Brasile, Bolsonaro, e condannare apertamente quanto sta succedendo in queste ore nel paese sudamericano. Di fronte all'assalto al Parlamento di Brasilia, seguito dalla ferma reazione del neoeletto presidente Lula e da 400 arresti, Sinistra e Movimento 5 Stelle chiedono che il Consiglio regionale si schieri senza esitazione contro Bolsonaro, che molti esponenti dell'attuale maggioranza definirono a suo tempo orgoglio veneto. La capogruppo dei 5 Stelle, Erika Baldin, ha depositato una proposta di risoluzione, mentre la consigliera di Europa Verde Cristina Guarda chiede venga esplicitamente respinta l'ipotesi di dare asilo politico in Veneto all'ex presidente a cui il comune di Anguillara ha conferito la cittadinanza onoraria. Nel mirino ci sono quei leghisti da Matteo Salvini in giù che accolsero Bolsonaro con entusiasmo e favorirono quel riconoscimento, tra loro il parlamentare trevigiano Dimitri Coin, che il Brasile lo conosce da vicino. All'epoca, quando il presidente Bolsonaro è stato ricevuto ad Anguillara per andare a vedere il luogo da dove erano partiti i propri nonni, era comunque il presidente in carica di uno dei più importanti paesi del mondo, che era andato al G20 a Roma, che era stato ricevuto da tutti i capi di Stato. Il primo danneggiato da quello che sta accadendo è proprio il presidente brasiliano. Il presidente brasiliano fa politica e quindi è il primo che è comunque danneggiato da questa situazione. Situazione, dice Coin, ampiamente prevedibile vista la non trasparenza dei passaggi che hanno portato all'elezione di Lula. Chi è entrato nel Parlamento brasiliano va arrestato, giustamente è stato arrestato e andrà giudicato e condannato, ma non accorgersi che c'era una situazione di malumore e che comunque doveva essere gestita e governata, e far finta adesso che questa sia una sorpresa di quello che accade vuol dire aver girato la testa dall'altra parte. Posizioni contestate da Laura Puppato del Partito Democratico, che allarga lo sguardo all'atteggiamento ottenuto dalla Premier Meloni. Era tardato moltissimo nell'emettere un tweet che peraltro non cita né Lula come presidente né tantomeno il fatto eversivo, il tentativo di colpo di Stato che c'è stato in quel paese. Non è possibile che una premier di un paese democratico non riesca a dividere la situazione, di appartenenza politica ai noi di estrema destra della stessa rispetto ai fatti che accadono in giro per il mondo e che mettono a rischio le democrazie.
Ex presidente del Brasile che secondo la stampa brasiliana cercherebbe di ottenere la cittadinanza italiana per evitare guai giudiziari nel suo paese. Lo scorso anno la contestata cittadinanza, lo abbiamo sentito, ad Anguillara, terra dei suoi avi. Oggi Rifondazione Sinistra Italiana ne chiedono la revoca. La sindaca si limita a condannare i fatti in Brasile. Quanto sta accadendo in Brasile, un'irruzione nelle sedi istituzionali, sono fatti inaccettabili e incompatibili con i principi di democrazia. Spero tutto si risolva al più presto e soprattutto che nessuno debba pagare con la vita. Massima solidarietà alle istituzioni brasiliane. Le parole sono di Alessandra Buoso, sindaco di Anguillara Veneta, il piccolo comune della Bassa Padovana che diede i natali al nonno di Jair Bolsonaro, l'ex presidente del Brasile, i cui sostenitori ieri hanno assalito alla sede del Parlamento per contestare le elezioni di Lula. Poco più di un anno fa il conferimento in pompa magna della cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta, un avvenimento che all'epoca suscitò scandalo e polemica a livello locale per la discussa figura del politico carioca e che ora potrebbe avere ripercussioni internazionali. Bolsonaro, infatti, riparato in Florida dopo la sconfitta alle elezioni e con numerosi processi e accuse sulle spalle, potrebbe richiedere la cittadinanza italiana per evitare di finire in carcere nel suo paese. Un'ipotesi, quella della cittadinanza italiana, ventilata da buona parte della stampa indipendente brasiliana, visto che già lo scorso novembre 2 figli di Bolsonaro, che sono parlamentari, si erano rivolti all'ambasciata italiana di Brasilia per chiedere di accelerare le pratiche per il riconoscimento della nazionalità italiana. L'Italia, nello specifico la provincia padovana, potrebbero essere dunque la scelta finale per la fuga dell'ex presidente carioca. Dal comune di Anguillara Veneta non ci sono notizie. La sindaca Alessandra Buoso, molto criticata proprio per aver invitato Bolsonaro a novembre dello scorso anno e conferito nella cittadinanza, dice di non sapere nulla di questa notizia. Parliamo di inquinamento. Da domani in tutto il Veneto il livello di allerta smog ritorna verde grazie alla perturbazione delle ultime ore. Rientra quindi il divieto di circolazione degli Euro 5. Intanto l'ARPA aveva diffuso il rapporto sulla qualità dell'aria in Veneto nel 2022. Solo una centralina dell'ARPAB su 5 in Veneto non ha registrato nel 2022 più sforamenti delle polveri sottili nell'aria rispetto a quelli consentiti dall'Europa, vale a dire 35 l'anno. A salvarsi solo 8 località sulle 38 monitorate, e di queste la metà in montagna nel Bellunese. Il dato arriva dal rapporto dell'ARPAB sulla qualità dell'aria nel 2022. Padova, Venezia, Rovigo, i capoluoghi che complessivamente stanno peggio, con centraline che non solo hanno superato ma addirittura raddoppiato gli sforamenti tollerati della soglia dei 50 microgrammi di PM10 ogni metro cubo. Ben 75 quelli registrati dal rilevatore di via Internato Ignoto nel quartiere di Terranegra a Padova. Altro picco, seppure isolato nel contesto provinciale, quello di San Bonifacio nel Veronese, 73. Nella Marca Trevigiana 66 gli sforamenti rilevati in strada Sant'Agnese a San Giuseppe, 55 in via Lancieri da Novara, zona Acquedotto, 43 a Pederoba e 38 a Mansuè. Ampiamente entro la soglia consentita, solo 16 sforamenti per la centralina di Conegliano. Sotto i 60 sforamenti annui Vicenza con Schio che anzi si ferma a 21. Le 4 centraline del Bellunese sono tutte sotto quota 10, ma in realtà in Veneto il record positivo di aria pulita spetta a una località della provincia veronese, Bosco Chiesanuova, con soli 4 sforamenti nei 12 mesi. Gennaio è il mese più critico, secondo il report dell'Agenzia dell'Ambiente. In pianura il livello di guardia è stato superato 2 giorni su 3, mentre l'aria tra ottobre e dicembre è risultata decisamente più accettabile. Di nuovo la cronaca, andiamo a Mestre con l'ennesima spaccata con tombino nella notte alla pasticceria Loredana in via Bissuola, quel pasticcere esasperato che dice adesso basta, facciamo noi gli sceriffi della città. Signor Sindaco, signor Prefetto, datevi una mossa, portate, diciamo, come si può dire, un po', diciamo, come si può dire, di sicurezza, non ne possiamo più. Io personalmente prendo le mie responsabilità, sono stanco. Se va avanti in sta maniera vorrà dire che farò io sceriffo della città. Lo sfogo dell'artigiano di Mestre dopo l'ennesima spaccata con tombino avvenuta nella notte appena trascorsa verso le 3:30 del mattino in via Bissuola 14H ai danni della pasticceria Loredana della figlia Katia. Lei, disperata e scossa, non se la sente di parlare. Il padre invece sì, è un fiume di rabbia inarrestabile. Fino all'1 di notte si è preparato il negozio per riaprirlo il giorno dopo che oggi. Si è alzata per venire a aprire il negozio e l'ha trovato disfatto.
Mestre, con il primato della droga, ha raggiunto un altro record, in negativo si intende, diventando di fatto la capitale delle spaccate, più di 20 ad oggi quelle registrate negli ultimi 2 mesi, vale a dire una ogni 2 giorni. Soltanto a Capodanno alla famiglia dei pasticceri Vanin era stata violata sia la casa della figlia che quella del padre, un assedio senza fine, di più, un vero e proprio accanimento da parte dei banditi. Su una casa dove che ha sempre in quartiere qua furti, ma la nostra vita è tutto un furto. Un'intera comunità, questa di Mestre, sotto assedio dei ladri che agiscono indisturbati, così tanti residenti e commercianti più che esasperati. Soltanto qui al quartiere Aretusa, alla vigilia di Natale, svaligiata un'intera casa dove è stato sottratto dai ladri l'armadietto blindato che conteneva niente meno che un mini arsenale. Città che chiede il pugno di ferro contro questa violenta escalation criminale. Ma non è giusto distruggere la gente, ci vuole delle elezioni. E tornano le risse notturne invece in centro a Padova. Sabato notte è successo in via Roma tra la Chiesa dei Servi e la Galleria Tito Livio. Io sono veramente stremato perché al di là dei rumori c'è proprio la sensazione di uscire e di rischiare. Una notte di sabato finita nel sangue sparso tra il portico della Chiesa dei Servi e la Galleria Tito Livio. Giovani bevuti o peggio che litigano, rompono bottiglie e le prime gocce di sangue sono a terra nel portico e alla base delle colonne della chiesa. Poi spunta un coltello. I primi metri di Galleria Tito Livio dove ci troviamo adesso sono tracciati da molte macchie di sangue che tra l'altro nessuno ha pulito da sabato sera. Perché pare che qui alla fine sia successo la parte più grave di questa rissa, ovvero il fatto che qualcuno ci ha rimesso una coltellata a una gamba e un altro giovane è stato visto con una ferita da taglio sulla testa. È intervenuta la polizia per sedare gli animi e non ha potuto che fermare i 2 feriti, perché ovviamente tutti gli altri se la sono data a gambi. C'è voluto un fatto di sangue per attirare di nuovo l'attenzione su una situazione nella quale, per esempio, gli schiamazzi e le risse durano fino a molto tardi, da anni. E continuano a ripetersi perché non c'è niente, nessuno che ferma e blocca questa situazione. I residenti ormai sono esasperati perché come capita in tante altre parti della città questi fenomeni avvengono soprattutto in fascia serale, ma lo spaccio avviene anche in pieno giorno. Sono delle baby gang che affollano la Chiesa dei Servi nella fascia serale e notturna, e anche la Galleria Tito Livio e anche la Riviera Tito Livio. L'accoltellamento durante questa rissa segnala che ci sono persone che girano col coltello e in ogni momento possono aggredire altre persone. E ora saliamo qualche gradino per vedere da vicino uno dei simboli della città di Padova, la statua del Gattamelata. Oggi la prima visita della commissione tecnico-scientifica che dovrà valutarne lo stato di salute. Stiamo salendo le scale per raggiungere la statua del Gattamelata, stiamo salendo i ponteggi che sono stati posizionati qualche mese fa per iniziare la valutazione sullo stato di salute del monumento equestre. I segni del tempo, dell'inquinamento, degli agenti atmosferici non hanno coperto né bellezza né perfezione. Ecco il Gattamelata, il condottiero medievale ritratto da Donatello, plasmato nel bronzo per realizzare una statua voluta dalla moglie. Il monumento equestre realizzato da Donatello è formato da 2 elementi, il cavallo e la statua del Gattamelata, oltre che agli elementi di decorazione. Prima di oggi venne visto così da vicino solo nel 1990. Oggi per la prima volta gli esperti della commissione tecnico-scientifica sono saliti sui ponteggi che avvolgono la statua e che consentiranno di effettuare tutte le analisi per valutare lo stato di salute di uno dei simboli della città di Padova. Oggi cominciano gli esami, il check-up dello stato di salute di questo grandioso monumento e saranno poi gli scienziati, i tecnici a dirci veramente come stanno le cose
e anche a vedere quali possono essere i passi successivi. Prima di conoscere il responso dell'indagine voluta dalla Delegazione Pontificia per la Basilica del Santo, ci vorranno mesi e lunghe analisi fatte con sistemi di rilevazione all'avanguardia. Dopodiché si deciderà del futuro del monumento equestre, che potrebbe essere trasferito in una sede museale e all'esterno verrebbe invece posizionata una copia identica, ipotesi che aveva creato non poche polemiche in passato. Il primo a dirsi contrario allo spostamento del Gattamelata era stato Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura. Lo dice anche un protocollo che nel nostro paese è diventato, direi, storico, cioè una conservazione nel luogo dove l'opera, soprattutto se ha un risvolto pubblico come questo, dove l'opera è nata. Il restauro serve a questo, è l'ultimo atto, diciamo, di un intervento, di un processo conservativo. In mezzo ci sta anche la manutenzione. A salire sul Gattamelata oggi anche il sovrintendente Fabrizio Magani, che fa parte della commissione, insieme a 2 esperti dell'Università di Firenze, la professoressa Valenzano dell'Ateneo Patavina e un incaricato della Delegazione Pontificia. Lo studio potrebbe aprire anche la possibilità alle visite al ponteggio anche da parte dei padovani. Sarebbe molto bello, dobbiamo verificare le condizioni di fattibilità in termini di sicurezza, però indubbiamente per i padovani si potrebbe anche già operare con una telecamera e creare un sito ad hoc. Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi si oppone al comitato tecnico scientifico riunitosi oggi a Padova per verificare le condizioni del monumento equestre, definendolo Commissione Vaticano. Il restauro del Gattamelata, afferma Sgarbi in una nota, è una questione di Stato dello Stato italiano. Nessuna commissione che non sia nominata dallo Stato ha autorità sul restauro. Per Sgarbi la commissione nominata dal delegato pontificio non può esprimere pareri in materia di restauro e di tutela, in quanto prerogative della soprintendenza e del Ministero. Mi riserverò di far assistere il soprintendente Magani da tecnici di nomina ministeriale che non intendano il restauro come scorciatoia per improponibili copie del grande monumento di Donatello, chiude Sgarbi. A Venezia ora i primi ciak per il nuovo film di Kenneth Branagh con protagonista l'investigatore belga creato da Agatha Christie, nel cast anche Riccardo Scamarcio. Venezia si conferma ancora una volta set ideale delle grandi produzioni cinematografiche internazionali, come testimoniano le riprese del nuovo film del premio Oscar Kenneth Branagh, che torna a vestire i panni di Hercule Poirot in Laguna. Una produzione che ha avuto l'appoggio logistico della Veneto Film Commission, contattata dalla 20th Century Fox già questo aprile, come ricorda il direttore Jacopo Chessa. 2 call, una delle quali con Kenneth Branagh, che appunto cercava delle location ideali per questo film su Venezia, per cui abbiamo appunto fatto un programma di luoghi che calzassero con le aspettative della produzione. Dalle prime riprese dei fratelli Lumière, già all'atto di nascita del cinema nel 1896, Venezia continua ad esercitare un'attrazione irresistibile verso le macchine da presa, che soprattutto con le grandi produzioni internazionali si traduce in un robusto ritorno d'immagine e non solo. Significa ricaduta occupazionale sul territorio e poi grandissima promozione. Se pensate che questo film è un Poirot per cui non esistono dei romanzi di Poirot che si svolgono a Venezia, è una forzatura di Kenneth Branagh, a cui piaceva l'idea di tornare a girare a Venezia. Dagli spot pubblicitari alle serie televisive, il Veneto è scelto spesso come set, un'attività che oltre al suo significato artistico, per quanto riguarda opere d'autore come quella in lavorazione in questi giorni, si traduce anche in economia. Per quanto riguarda le produzioni, diciamo in cui la regione più direttamente coinvolta, ovvero sostenute anche con un fondo regionale, abbiamo tutte le cifre e ti posso dire che per ogni euro investito, ogni euro pubblico investito, vengono spesi circa 5 sul territorio. E ora il videomessaggio inviato da Papa Francesco nel giorno del matrimonio a una coppia di Codevigo. Cinzia e Daniele, oggi nel giorno delle vostre nozze vi sono vicino e prego per voi perché il vostro matrimonio sia fecondo e felice. Prego perché il Signore vi dia pace e coraggio per andare avanti
Il Signore vi benedica, la Madonna vi custodisca. Forse è finito il tempo delle pergamene con la benedizione apostolica del Santo Padre ai novelli sposi. Papa Francesco ha inviato un breve videomessaggio a una coppia di conche di Codevigo, Daniele Fincato e Cynthia Janel, nata in Argentina ma di origini italiane, nel giorno del loro matrimonio, celebrato nella Chiesa delle Grazie a Piove di Sacco. Complice la loro amicizia con padre Rafael Velasco, sacerdote argentino e amico personale di Bergoglio, gli sposi hanno quindi potuto aggiungere una ulteriore gioia alla loro già felice giornata. Al Papa dovranno solo dire grazie in questo modo. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco come sempre l'edizione del telegiornale di Venezia e ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, torna il bel tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 10 gennaio. Sul Veneto ampio soleggiamento, i forti venti di maestrale spazzeranno via le nubi rendendo il cielo praticamente sereno come non si vedeva da parecchio tempo. Temperature con variazioni di carattere locale, minime tra -1 e 3 gradi, massime invece tra 8 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la nostra regione. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con venti settentrionali localmente forti, soprattutto in quota. Temperature minime sotto zero, massime sui 4-6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.